Grazie Presidente. In questi giorni che hanno seguito la tragedia del 18 di novembre ho scelto, forse perché ritenevo più utile così, vedere coi miei occhi, provare a navigare in quel mare interno che si è creato in Sardegna, provare a constatare di persona che cosa era successo nella mia terra. In questi giorni ho incontrato sindaci, ho incontrato volontari, ho incontrato persone colpite da un'immane tragedia e vorrei che quest'Aula sapesse che quella tragedia ha un aspetto multiforme, vorrei che questo Governo tenesse conto tutto ciò che è successo fin nei minimi particolari e non si fermasse solamente alle foto più celebri. Sarebbe molto importante per la mia terra, sarebbe molto importante per una terra che già ha accusato in questi anni un contraccolpo violentissimo dai processi di deindustrializzazione e dalla crisi economica globale, altissimi tassi di disoccupazione e di cassa integrazione a cui ora si aggiunge la catastrofe. In una sorta di humor nero si potrebbe dire che piove sempre sul bagnato. Quella terra era già violentemente colpita, oggi in diverse maniere oltre 50 centri sono stati colpiti nella loro dimensione urbana e nella loro dimensione rurale. Sono stati colpiti nelle economie locali, spesso fiorenti, mi riferisco ad esempio a un centro come Oliena, che nella parte urbana non ha subito conseguenze dell'alluvione, ma nella parte delle campagne ha subito una devastazione tale per cui laddove c'erano le vigne del Nepente oggi ci sono le carpe, ci sono i pesci, perché dalla tracimazione della diga di Cumbidanovu a Orgosolo l'acqua è scesa portandosi via ponti e tutto quello che trovava sul suo percorso fino a devastare campagne, ovili, intere greggi ed anche interi pezzi di cultura di pregio. Altrettanto ci viene riferito a Terralba, altrettanto è successo ad Uras, altrettanto è successo a Torpè, altrettanto è successo a Onanì, altrettanto è successo a Bitti, altrettanto è successo ad Olbia. Quella è un'immane tragedia rispetto alla quale la risposta che oggi ho ricevuto in question time dal Ministro Lupi, per quota parte investito della responsabilità della ricostruzione per quanto riguarda le infrastrutture, io credo che ipotizzare quella manciata di milioni per la ricostruzione significhi oggi non sapere che cosa è successo nella mia terra, non avere il conto preciso di quello che è successo nella mia terra. Io da questo punto di vista non voglio fare una polemica, però chiedo serietà e chiedo che si sospenda il giudizio, che si mettano risorse chiamandole d'emergenza o come primo intervento, ma che non si concluda qua l'azione e il recupero di risorse rivolte alla Sardegna. Ci sono interi paesi che ancora in questi momenti, a distanza di una settimana dalla inondazione, dall'alluvione, rimangono isolati. Ci sono ancora paesi, persone disperse, che a distanza di una settimana è difficile, anche con il massimo della speranza, ipotizzare che siano ancora in vita, perché l'inverno è già arrivato, non lo stiamo aspettando, perché le temperature sono scese, perché sta iniziando a nevicare anche da noi. In queste ore ci sono cittadini che si rivolgono ai loro sindaci, quei sindaci troppo spesso lasciati da soli in questo Paese a fronteggiare ogni emergenza senza una lira da poter investire per rispondere alle responsabilità amplissime alle quali sono chiamate. Ci sono cittadini che si rivolgono ai sindaci per chiedere la restituzione delle foto dei cari di famiglia. Questo significa che quell'evento che ha precipitato nella disperazione chi già versava in una condizione al di sotto della soglia di povertà ha ormai varcato la sfera psicologica. Le persone sono alla disperazione, probabilmente non riescono più a cogliere il reale dall'irreale, perché chiedere a un sindaco che mi restituisca le foto di famiglia significa che la pressione psicologica di quell'evento è diventata tale che necessita anche, come alcuni comuni hanno scelto di fare, mi riferivano ad esempio
a Torpè un sostegno psicologico, un sostegno di specialisti volontari e non solo volontari per sorreggere il peso che si è scaricato sulle famiglie. Ci sono famiglie di cassaintegrati disoccupati che oggi non hanno più nulla, non hanno un frigorifero, non hanno una televisione, non hanno più una macchina, non hanno più mobilio, non hanno più probabilmente neanche una casa, perché ci sono paesi nei quali ci sono fino a 50 case a rischio, in centri abitati di 3.000 abitanti. C'è un paese che si chiama Onanì che ha 400 abitanti, non dimentichiamoci anche quei 400 abitanti che è isolato, cioè attenzione che questa cosa qua nella scarsità di risorse non diventi di nuovo la guerra fra i poveri, oppure la guerra di chi ha più risonanza mediatica, e attenzione che quando si spengono le telecamere non succeda quello che è successo sempre in questo paese quando ci sono state le tragedie naturali, quindi i morti dimenticati, le tragedie dimenticate, le infrastrutture dimenticate, le condizioni disperate delle persone che vengono piano piano rimosse dalla nostra memoria. C'è da fare di più rispetto a quello che ho visto in questo momento dal governo e mi auguro che si possa fare di più anche attraverso lo stimolo e l'impegno che segnano gli atti come quelli che ci apprestiamo a votare. Ma non basta dire che ci sono 26,6 milioni, come oggi ho sentito dal Ministro Lupi, per le infrastrutture, per la ricostruzione delle infrastrutture nel 2014, per 25 milioni sottratte al patto di stabilità. Il patto di stabilità va rimosso sulle casse dei comuni. Un comune come Olbia ha 55 milioni in cassa che non può spendere perché colpevolmente sono stati bloccati dal patto di stabilità e che potrebbe immediatamente utilizzare per le opere di ricostruzione e anche per dare sollievo a quelle famiglie disperate. Comuni come Oliena ne hanno 7 milioni, ci sono nuclei di 3.000, 2.000 abitanti che hanno ormai 1 milione, 2 milioni in cassa. Consentiamo a quei comuni di spendere quelle risorse. Secondo, tutte le opere di ricostruzione che vanno prontamente ed efficacemente ricostruiti, quei ponti, quelle strade, quelle dighe che hanno tracimato, vanno messe in sicurezza e ricostruite per dare almeno una parvenza di normalità a quella terra sconquassata dall'alluvione del 18 di novembre. Le opere di ricostruzione, di prevenzione, di mitigazione del rischio idrogeologico vanno sottratte al patto di stabilità, perché ci consentirebbero in futuro di risparmiare, ci consentirebbero di mitigare l'impatto di cicloni come quelli che si sono abbattuti sulla Sardegna negli anni passati, non solo sulla Sardegna ma anche ancora sulla Sardegna. E vanno snellite le procedure burocratiche per la mitigazione del rischio e la prevenzione del rischio idrogeologico, perché non è pensabile che ci siano dighe come quella di Maccheronis che non sono ancora completate, che non è pensabile che in una città come Bosa, che pure non è stata colpita dall'alluvione, ci sia una diga a monte del fiume Temo, in una città che spesso ha sofferto di esondazioni di quel corso d'acqua, che non sono completate dopo 40 anni. In che paese viviamo? Viviamo in un paese di questo tipo qua. Da questo punto di vista, tutti noi solidali, tutti noi in lutto nazionale per quello che è successo in Sardegna, ma rischiamo di diventare ipocriti se non c'è un'inversione di tendenza. Oggi la Sardegna, quello che è successo in Sardegna, deve poter parlare a tutto il territorio nazionale di quello che succede in tutto il territorio nazionale, perché lo sappiamo. E perché ce lo diciamo, e perché non solo nelle riviste specialistiche, ma anche nei nostri interventi, nelle nostre mozioni, nei nostri ordini del giorno, nelle nostre risoluzioni, nel nostro dibattimento d'aula, la questione della messa in sicurezza del territorio torna costantemente e poi scompare fino all'ennesima tragedia successiva. La mia terra è stata violata da decenni di speculazione edilizia. È stata violata dalla ingordigia del profitto, è stata violentata dalla mano umana. Lì sta la responsabilità e lì sta il punto da cui ripartire per invertire la tendenza. Perché non è possibile che a Olbia ci siano 16 quartieri che nell'era magnifica di Forza Italia siano andati in condono. E la maggior parte di quei quartieri sono gli stessi quartieri che sono stati alluvionati in questi giorni e che hanno visto morire le persone.
Perché non è possibile che nel 2011, a 3 anni di distanza dalla nefasta alluvione che colpì Capoterra, nella provincia di Cagliari, e che causò morti, nel 2011 il Consiglio regionale della Sardegna, nel silenzio generale dell'opinione pubblica nazionale, abbia deciso di promuovere, così sta scritto in quel piano casa, l'abitabilità dei seminterrati, che sono i luoghi dove sono morti a Uras questa volta, dove sono morti quella volta a Capoterra, dove sono morti a Olbia. Non è possibile che noi abbiamo avuto per 5 anni, e questo è un atto di condanna che va detto anche in quest'Aula per la legislatura regionale in Sardegna, 5 anni di accanimento sulla pianificazione paesistica regionale, perché l'unico obiettivo di questa legislatura era, secondo qualcuno, rimettere in moto l'edilizia, e quindi vai di piani casa 1, di piani casa 2, di piani casa 3, di proroga di piani casa, di edificazione dei sotani. Questo è successo in questi anni e tutto è finito in una proposta di modifica del piano paesistico regionale che si chiamerebbe piano paesistico dei Sardi e che prevede che vengano rimossi i vincoli idrogeologici dai letti dei fiumi prosciugati, cioè Terralba, cioè Capoterra, cioè Uras, cioè Olbia. È giunta l'ora che insomma si faccia i conti anche con questo, che si faccia i conti anche con questo e che finalmente ci sia, questo è, se volete, e mi perdonerete, un urlo di dolore, ma è una richiesta forte per tutto il territorio nazionale. Guardate quei morti, ricordateveli, prendetevi le fotografie e nella legislazione immediata ci sia un intervento di inversione. Si prenda in mano il nostro territorio, si veda quanto è fragile il nostro territorio e quante sono fragili le vite umane che abitano in quel territorio e si dia un nuovo corso. Questa è la rinascita del Paese e probabilmente potrebbe essere anche la rinascita della mia terra, potrebbe essere una nuova stagione economica, un New Deal, completamente diversa rispetto a quella che è stata negli ultimi 10 anni, sicuramente che guarda a un futuro, sicuramente che rimette in moto l'economia. Da questo punto di vista io credo che in questo Parlamento non ci dovrebbe essere uno sul terreno dell'opposizione, ma tutti d'accordo a costruire qualche cos'altro, ad impedire che in futuro ci siano i lutti che purtroppo abbiamo visto anche in questi giorni nella mia terra.